nuovo appuntamento con TG Verona Economia. Vediamo insieme le principali notizie del giorno dal nostro sito veronaeconomia.it. Lavoro in Veneto, saldo positivo nella prima metà del 2025 ma rallenta la crescita. Nella prima metà del 2025 il mercato del lavoro veneto ha continuato la sua traiettoria di crescita, trainato dal deciso recupero registrato nel mese di giugno. Il saldo occupazionale del periodo si attesta a più 74.700 posti di lavoro dipendente, un dato positivo ma inferiore rispetto ai numeri dei 3 anni precedenti, segno di una maggiore cautela da parte delle imprese. Pesano infatti l'incertezza internazionale e le difficoltà di reperimento del personale. Andiamo avanti adesso con Lidl, domani sciopero nazionale, presidio anche ad Arcole. I sindacati confermano lo sciopero dei lavoratori Lidl per il contratto integrativo. A Verona presidio davanti al centro logistico di Arcole. Il presidente di Lidl Italia afferma: da sempre ci impegniamo per garantire condizioni economiche di miglior favore a tutte le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori. Andiamo avanti adesso con tecnologia e innovazione per il territorio. Il consorzio di bonifica veronese adotta Q-Field. Un nuovo strumento digitale potenzia l'attività del personale del consorzio di bonifica veronese, l'ente che cura irrigazione, ambiente e sicurezza idraulica in 70 comuni della provincia scaligera. Si tratta di Q-Field, applicativo open source progettato per l'uso in mobilità e integrato con il software cartografico QGIS, già impegnato negli uffici tecnici consortili. L'applicazione consente di consultare e aggiornare mappe e dati geospaziali direttamente sul territorio. Andiamo adesso in conclusione. Banco BPM adotta la piattaforma fideiussioni digitali, innovazione e sicurezza con la blockchain. Banco BPM compie un nuovo passo nel segno dell'innovazione digitale, entrando nella piattaforma fideiussioni digitali, il primo ecosistema italiano per la gestione digitale del ciclo di vita delle garanzie fideiussorie basato su tecnologia blockchain. L'adozione di questo sistema permetterà all'istituto bancario di aumentare la sicurezza e la trasparenza delle garanzie emesse, consolidando il percorso di digitalizzazione avviato negli ultimi anni. La tecnologia blockchain introdotta consentirà infatti di migliorare la notarizzazione dei dati, garantire la tracciabilità dei processi e prevenire efficacemente il rischio di frodi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige TV.